Movi marca. Con un piccolo gesto sei un grande. La validazione è obbligatoria ad ogni corsa. La marca card è una ricaricabile. Con un piccolo gesto, il tuo viaggio con il pullman a marca è più sicuro. Oggi è in vigore il nuovo sistema elettronico di bigliettazione. Basta avvicinare la card alla nuova validatrice e il microchip farà il resto. Con abbonamento o biglietto la validazione è sempre obbligatoria. Con la card elettronica alla marca, in futuro si potrà viaggiare in tutto il Veneto anche con altri mezzi e acquistare servizi. Movi marca. Con un piccolo gesto, sei un grande. Rientriamo in questo studio ideale dedicato a questi 25 anni di Aprolav, oggi assemblea ordinaria, Aprolav, associazione produttori di latte in Veneto, e ospite ovviamente a portare la propria testimonianza anche Franco Manzato, assessore regionale all'agricoltura. Allora Assessore, il panorama del latte italiano, delle aziende agricole che producono latte sfiora la drammaticità. Sì, sfiora la drammaticità anche in virtù di una crisi che sta abbattendo la domanda estera e anche italiana rispetto a soprattutto ai prodotti freschi, ma comunque il settore lattiero-caseario in generale. È evidente che da questo punto di vista dobbiamo fare degli interventi molto drastici di aiuto da una parte e anche di riorganizzazione del settore. Le quote latte ormai sono alla fine, quindi qualcuno dice finalmente i produttori potranno produrre quanto vorranno, ovviamente a seconda di quello che il mercato richiede. Voi come Regione Veneto in questo momento avete una PSR che sta dando risposte? Beh, stiamo cercando intanto di dare di perseguire una linea molto precisa. È evidente che le quote latte non è stata mai una partita regionale, ma è stata una partita nazionale e comunitaria. Però è evidente che rispetto a chi ha avuto un comportamento corretto, la Regione Veneto dà delle priorità anche in termini di risorse finanziarie. Non possiamo pensare che chi ha rispettato le regole non possa poi avere una linea preferenziale rispetto anche all'opportunità del PSR che mettiamo a disposizione. Eppure questo latte italiano, tanto vituperato, trasmette grandissima qualità poi nei formaggi, no? Stiamo davvero crescendo in tal senso. Sì, questo è in effetti il vero cruccio. Abbiamo da una parte una domanda che stagna, una impossibilità di avere delle risorse per una promozione forte dei nostri prodotti, dall'altra parte abbiamo dei prodotti di altissima qualità, DOP di tutti i tipi e un latte di altissima qualità che dovremo in qualche modo far valorizzare all'interno del mercato. Stiamo spingendo gli imprenditori ad investire molto sui prodotti di qualità da una parte con dei disciplinari di produzione, dall'altra non riusciamo a avere le risorse necessarie per poter promuovere in maniera adeguata questo tipo di prodotto, che è legato non solamente alla qualità del prodotto ma anche alla provenienza, cioè la territorialità, la capacità dell'imprenditore di mettersi in gioco anche come persona, dimostrando che la propria cultura, la propria tradizione nel lavoro di questo prodotto poi diventa anche fattore economico. Penso a tutto il settore del turismo che quando vi arriva in Veneto, penso 62 milioni di presenze all'anno significa una prima regione turistica del Veneto. Poi il terzo motivo è l'enogastronomia, quindi il ritrovare all'interno di questi territori dei prodotti di altissima qualità. Il settore del latte, il settore del lattiero caseario, i nostri formaggi sono una parte fondamentale, dovremmo far percepire ancora meglio di cosa si tratta. Allora, io la ringrazio davvero per il suo tempo e la sua cortesia, grazie anche per queste delucidazioni, questi messaggi. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, e poi torneremo ancora da questo studio ideale a parlarvi di latte veneto. A tra poco. Oggi vi voglio presentare il Raboso Piave 2008 Campo Day della cantina storica Viticoltori Ponte di Piave.
è un vitigno autoctono del nostro territorio. Vedete il colore è un rosso rubino, perlomeno limpido ma rosso rubino intenso, da quei riflessi piacevoli, anche granati, appena accennati da questo punto di vista, ma di una tipica intensità. Al naso apre su note minerali innanzitutto, piuttosto che arrivare alle sensazioni speziate, voglio dire pungenti del pepe. Nello stesso tempo il piacere di cedere il passo poi ai frutti di bosco, a quella che è una leggera accennata confettura. Il gusto è lui per forza, è il raboso, con questa vibrante tannicità, con questa vibrante vivacità per quanto riguarda la sua freschezza. Del resto tannini robusti che chiaramente sostengono un po' tutta questa sensazione, tutto questo corpo del vino. Un finale piacevole, voglio dire, che ci porta poi alla sensazione dei frutti di bosco. Io lo accompagnerei con un manzo al sale, lo accompagnerei con dell'agnello arrosto alla temperatura che per me vale 16-18 gradi. Il vino di oggi è un Müller Thurgau. È un vitigno un po' particolare perché trova la sua collocazione nei paesi del nord, ma ha una espressività molto importante anche in provincia di Treviso, qui da noi. L'azienda è l'azienda società agricola I Padroncini dei fratelli Lorenzon. Siamo a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Il colore è un giallo paglierino, tipico di questo vitigno, ma sono presenti anche dei leggeri riflessi verdolini. Acceso, trasparente. Sentiamolo al naso. Al naso è delicato, regala certamente profumi floreali, anche fruttati. Fiori di camomilla, glicine, leggera scia ammandorlata nel finale. Proviamolo in bocca. Sottile, delicato, sapido, sapidità in equilibrio con una propria morbidezza. Un vino bello e curioso, da servire certamente fresco, in abbinamento con un risotto di verdure. Evviva e buon appetito! E all'assemblea di Aprolav, l'associazione di produttori di latte del Veneto, incontriamo anche Giancarlo Scottà, europarlamentare, già sindaco di Vittorio Veneto per tanti anni, quindi conoscitore della difficoltà anche per questi imprenditori agricoli di lavorare in montagna, in queste aree. E europarlamentare, quando sentiamo che il latte alla stalla viene pagato come 15 anni fa, che il prezzo è così, non abbiamo nemmeno parole per commentare. No, non ci sono parole, però a livello europeo si sta discutendo molto di questo problema, perché essendo un settore primario, l'agricoltura è il settore principale e il dialogo che si sta discutendo lassù è intanto rinnovare questa diciamo, rappresentazione agricola che è un po' di media età alta e quindi dare dei contributi o dare delle possibilità di aprire nuove aziende agricole da parte dei giovani agricoltori, e stiamo puntando anche sulle donne per la sensibilità che possono avere. Per quanto riguarda invece l'economia è una cosa molto importante, perché dall'inizio che è il produttore alla filiera che arriverà al consumatore c'è di mezzo molto, e questo di mezzo è quello che crea molti problemi, a volte anche l'ultimo che stiamo soffrendo per alcune uscite troppo rapide e troppo veloci. Ci riferiamo al caso della Germania, di questo virus. Su questo argomento ne abbiamo discusso proprio martedì mattina in Parlamento europeo. Molti miei colleghi si riferivano a mettere ulteriori norme dal produttore per garantire quello che lui fornisce.
A un certo momento sono intervenuto e ho detto: signori, giriamo un po' le spalle al produttore, perché se il produttore fosse stato la causa del male sarebbe successa non solo in un punto ma in tutta l'Europa. Allora guardiamo invece da un'altra parte, nella filiera chi è che distribuisce l'ultimo pezzo al consumatore, oppure c'è qualche altro passo in mezzo che potremmo verificare? Ad esempio, lei sa chi è stato a dire cetriolo per prima? No, non lo so, ma so che c'è stata un'uscita, è stata anche ripresa da alcuni colleghi, ma comunque... Adesso quello che ha detto cetriolo per primo dovrebbe pagare, perché non è così. Primo, certo, ma in questo caso penso che sia stata la fonte tedesca che ha creato questa situazione o il personaggio in particolare che ha detto questa cosa sarebbe che la Germania contribuisse a aiutare tutti coloro che ne hanno perso nella vendita e quant'altro. Però sta di fatto che ancora il problema non è stato risolto. I motivi sono molteplici, penso che adesso prima di uscire con un'altra cretinata che non ha senso né valore escano con un'azione precisa per garantire al consumatore e soprattutto al produttore, che è sempre la causa che ci rimette di più, a parte quelle vittime che sono morte a cui tutti quanti noi abbiamo il rispetto e anche l'attenzione per quello che è successo, perché a un certo momento il prodotto si può anche ripagare ma la vita di una persona no, e quindi su questa attenzione abbiamo detto allarghiamo il controllo di dove e da dove potrebbe essere uscita questa cosa e quindi risolveremo il problema e spero che si risolva il più presto possibile. Allora, grazie per questa analisi a Giancarlo Scottà, per questa anche ventata d'Europa, e noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi le conclusioni da questa puntata dedicata ai 25 anni di Aprolav. Primo, un piatto deve essere buono, se no non ha senso. Secondo, se possibile anche bello, perché l'occhio vuole la sua parte ed è molto importante avere quella soddisfazione. E terzo, non meno da tutti, deve essere sano, salutare. Sono queste le 3 regole d'oro di Placido Mareso, chef del nuovo ristorante Il Masero, aperto a Silea, vicino al casello autostradale di Treviso Sud. Da un sapiente mix di tradizione trevigiana ed una decennale esperienza in Giappone, è nata la cucina di Placido, pronta a stupire i trevigiani. Nei piatti che io preparo, anziché arricchirli con vari elementi, contrario, io tolgo per lasciare l'essenziale, per lasciare il gusto originale. E questo io amo fare i piatti semplici, puliti, ma di una semplicità che non sia il risultato banale, ma sia il percorso di una carriera, di una ricerca che ti porta a questo risultato. Tonno crudo, lavorato sapientemente per diventare un leggero antipasto, pasta fresca fatta da Placido, sono alcuni degli ingredienti di questa nuova proposta, nata da una forte amicizia tra lo chef e l'imprenditore Flavio Sgambaro. L'idea è stata quella di mettere a frutto qui in terra trevigiana l'esperienza dello chef che ha sviluppato in Giappone, quindi attraverso quella grande cultura, attraverso quella specifica esperienza, rivedere delle ricette tipiche trevigiane e non solo trevigiane alla luce di una nuova interpretazione. Un ristorante con cucina aperta anche dopo le 22 per dare a tutti la possibilità di godersi i piaceri della tavola anche dopo lo spettacolo, in un ambiente accogliente dove l'anima dello chef si respira anche oltre il menù. La nostra idea è quella di caratterizzare moltissimo questo locale proprio a partire dallo chef. Tutto il locale ha questa impronta, si sente veramente l'anima dello chef in cucina ma anche nell'arredamento. Sentiamo cosa ne pensano gli amici e gli ospiti. Flavio è una persona di passione e di cultura, quindi per lui sarà importante abbinare alla cucina anche la cultura e soprattutto, da quello che mi dice, anche la musica. Credo che Flavio con questa attività sicuramente ci dimostra ancora una volta come un imprenditore deve essere aperto e aver voglia di fare. Gli facciamo tanti auguri e speriamo davvero che sia un bel esempio di ottimismo, anche questo esempio di nuova attività imprenditoriale. Ma ora torniamo a parlare di questa assemblea ordinaria con il direttore Bruno Bernardi. Allora, tiriamo un po' un bilancio di questi 25 anni.
Penso sia un bilancio positivo, abbiamo visto l'associazione crescere dal livello interprovinciale Belluno, Treviso e Venezia quando è sorta nell'86 a livello regionale, e questo vuol dire che l'associazione ha operato bene e ha lavorato bene. Il futuro per APROLAV quale sarà? Beh, è un futuro in continua evoluzione, possiamo dire che sono rimaste attualmente 4.000 aziende, però producono gli stessi 11 milioni di quintali di latte che venivano prodotti oltre 15 anni fa. Il prezzo del latte purtroppo, anche se si è mosso lievemente in quest'ultimo periodo, non riesce ancora a dare quelle soddisfazioni interessanti e utili per i produttori per proseguire l'attività, perché il costo delle materie prime per l'alimentazione del bestiame è aumentato in maniera stratosferica e questo sta creando notevoli difficoltà al nostro settore. Ma eccoli qua, guardiamo Monteveronese DOP, Asiago DOP, Provolone Valpadana, il Grana Padano DOP, Taleggio, Formaio Imbriago, Montasio DOP, e ci mettiamo la Casatella Trevigiana DOP, il Piave DOP, ma insomma per non parlare di tutto quello che offre le malghe, è questo il futuro? Come associazione, oltre ai formaggi DOP, stiamo facendo un percorso e un progetto molto importante per la valorizzazione anche delle nostre tipicità, e di questo, assieme alla controllata Venlat, stiamo realizzando un progetto che si chiama Frutti di un territorio per portare queste eccellenze anche nella grande distribuzione, perché è giusto e doveroso non solo fare promozione ma anche dare la possibilità poi al consumatore di trovare questi prodotti negli scaffali. Allora, io la ringrazio per il suo intervento, per la sua analisi. Noi ci fermiamo qui. Direttore Bernardi, e Cronache Trevigiane come sempre tornerà a raccontarvi i saperi e i sapori della marca trevigiana nella prossima trasmissione, settimana prossima, stesso orario, stessa emittente, stesso giorno. Alla prossima. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.